è il momento di parlare del futuro e chi ci sta guardando dalla Visual Radio ha visto che non sono più solo. Diamo il benvenuto a Luigi Spinzi di CISL Taranto Brindisi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti ai radioascoltatori. Il nostro appuntamento sul futuro della città di Taranto e soprattutto sulle richieste che la comunità tarantina nelle sue varie sfaccettature, dalle comitati, associazioni, sindacati e organizzatoriali vogliono sottoporre alla prossima amministrazione comunale. E allora la CISL di Taranto Brindisi quale ritiene che siano le priorità che il prossimo sindaco o la prossima sindaca dovrebbero affrontare, Spinzi? Ma noi pensiamo che la crescita di questa città debba passare necessariamente attraverso un confronto preventivo su quelli che sono i temi più importanti, e quindi ci aspettiamo da questa nuova amministrazione questo confronto che spesso in passato è mancato, in un confronto che sia preventivo e di prospettiva, perché troppo spesso ci siamo trovati a discutere sì, ma in uno stato emergenziale, laddove ormai le questioni e i problemi avevano raggiunto livelli importanti, e questo tipo di confronto non porta a soluzioni di lungo periodo. Ed è ovvio che come CISL ci aspettiamo particolare attenzione ai temi del lavoro, e in questo senso ovviamente il tema degli appalti comunali, il tema degli asili comunali e di tutte le società in house ovviamente hanno un'importanza rilevante. Ecco, partiamo magari proprio dagli asili. Domanda più banale: non poteva essere pubblici o privati? Ma guardi, pensiamo che la situazione attuale, cioè la gestione diretta degli appalti, sia la soluzione ottimale, perché se il tema è quello delle risorse, probabilmente la prospettiva con cui si analizza la questione non è sbagliata. Il tema essenziale è la qualità dei servizi e come vogliamo noi gestire questi servizi, e per farlo non c'è soluzione diversa da quella della gestione diretta, quella attuale. Poi probabilmente bisogna intervenire per migliorare alcune situazioni, alcuni temi, però a prescindere dalle risorse noi viviamo un periodo particolare in cui il tema educativo deve essere messo al centro, e da questo punto di vista non possiamo fare solo attenzione alle risorse di cui disponiamo, ma dobbiamo fare attenzione a come quei servizi vengono espletati. Anche perché poi ci si ritroverebbe di fronte a un'altra questione, che è quella del lavoro, che riguarda le educatrici assunte poco tempo fa, e che alla fine non si capisce quale funzione, quale compito dovrebbero avere una volta privatizzate le strutture. Assolutamente, nel senso che l'unica risposta che ci è stata data è quella per cui una privatizzazione avrebbe portato a una riduzione dei costi. Se consideriamo che questi sono servizi ad alta intensità di manodopera, ovviamente quella riduzione di costo passerebbe attraverso un intervento sui salari, sulle retribuzioni, e questo per noi è inaccettabile. Più volte ci siamo detti che il futuro sindaco, la futura sindaca di Taranto non hanno potere oggettivamente sul futuro della fabbrica, ma quale sarà il rapporto che l'amministrazione dovrà costruire con i nuovi padroni dell'acciaio, non appena scopriremo se davvero è Bacustilo o chiunque sia? Il nuovo sindaco deve dialogare con la città, deve dialogare con le parti sociali, ed è chiaro che nell'esercizio delle proprie funzioni deve far sì che vengano rispettate quelle che sono le norme in tema ambientale, in tema di autorizzazioni e anche in tema di lavoro. Da questo punto di vista noi siamo aperti al confronto, nella consapevolezza che la questione Ilva è molto complessa, che dipende da dinamiche che vanno oltre i confini territoriali, quindi abbracciano anche quelli internazionali, ma dobbiamo provare a ragionare insieme se vogliamo dare una prospettiva di crescita e di sviluppo al nostro territorio. CISL, come lei immagina la fabbrica del futuro? Decarbonizzata, chiusa, così com'è? Che idea avete rispetto al futuro dell'Ilva? Ma guardi, quella fabbrica ha una complessità tale, è il polo siderurgico più grande d'Europa, e quindi è passata negli ultimi anni attraverso varie fasi, nella maggior parte dei casi anche quelle fasi emergenziali, fasi dettate dal momento. Noi crediamo che si possa costruire una fabbrica ecosostenibile, ovviamente nell'ambito di quelle che sono le difficoltà del settore della metallurgia, e però auspichiamo che il nuovo competitor che acquisirà quell'acciaieria possa lavorare in sinergia col territorio, perché quel rispetto dell'ambiente, salute e lavoro possa essere un connubio sostenibile per questa città.
Siamo con Luigi Spinzi di CISL Taranto Brindisi, con lui stiamo parlando delle priorità che dovrà affrontare il prossimo sindaco, la prossima sindaca di Taranto. E allora ecco, ripartiamo esattamente proprio da questo. Tra le tante tematiche sul tavolo, tra i tanti problematiche, progetti o comunque anche opportunità, qual è la prima cosa che la nuova amministrazione dovrà fare? Ma noi auspichiamo che la nuova amministrazione parta da un confronto serio con le parti sociali sui temi dell'occupazione. Lo abbiamo detto prima, il tema degli asili, il tema degli appalti comunali, delle società in-house sono dei temi importanti che vanno affrontati con una visione di prospettive. Da questo punto di vista ci aspettiamo un confronto serio in cui le soluzioni nascano da una sintesi, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le prerogative di chi amministra. Ma rispetto alle tante, casistiche, ce n'è una che particolarmente vi sta a cuore, Spinzi? Ma guardi, noi guardiamo complessivamente anche come cittadini al benessere della città, per cui soluzioni veloci e urgenti sono dettate spesso dalle situazioni contingenti, ed è chiaro che abbiamo chiuso la precedente amministrazione nel modo in cui si è chiusa, discutendo del tema degli appalti, e ovviamente probabilmente riprenderemo da quello, perché lì l'urgenza è dettata dalla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e reddituali delle persone che ci lavorano dentro. Poi ovviamente pensiamo che ci siano le tante opportunità che questo territorio ha, come i Giochi del Mediterraneo, come il polo universitario, il Tecnopolo che sta per partire. Che sta per partire. Ecco, quelle sono ovviamente opportunità che questo territorio e l'amministrazione non deve lasciarsi sfuggire. E cosa invece la prossima amministrazione non dovrà assolutamente fare? Quale errore non commettere? Guarda, io penso che la prossima amministrazione debba partire da una emancipazione della politica che guardi al territorio e provi a tutelare il territorio a prescindere da quello che è il contesto pugliese. Troppo spesso la politica tarantina, lo dico da cittadino, è stata legata a dinamiche che andavano oltre gli interessi del territorio. Io penso che chi fa politica debba farlo per amore per la città e debba fare in modo che le soluzioni per la città passino attraverso il benessere dei cittadini e possano portare a sfruttare tutte le opportunità. Posso provocarla un po'? Certo. 868 candidati consiglieri comunali a Taranto. Quanti lo fanno per amore? No, non rida però, perché è vero, adesso al di là delle battute, 868 candidati non è un numero che dovrebbe mettere i brividi, amministrare questa città in generale dovrebbe mettere un po' paura. Invece questa idea di bene comune esiste davvero ancora, Spinzi? Ma io penso che esista. Penso che ci sia il senso di responsabilità nel governare e ci debba essere il senso di responsabilità. Ovviamente un numero così grande nasce da una serie di situazioni diverse, però è ovvio che l'ultima parola spetta ai cittadini. Ecco, forse lì dobbiamo fare un salto di qualità e far sì che in questa città le scelte vengano fatte nella consapevolezza piena che il candidato che si va a votare è quello giusto e non attraverso altre dinamiche che spesso poi portano a scelte sbagliate. Però diciamoci la verità, la scelta delle liste le fanno i partiti, no? Quindi se i partiti si accontentano di quello che arriva, anche la gente a un certo punto poi ci sta anche che magari decida di non andare a votare. Questo è un danno ulteriore proprio alla democrazia. Taranto ha un fenomeno pazzesco che è quello di far crescere i candidati e far diminuire i votanti. È un fenomeno davvero da studiare in una città come questa. C'è una forte disaffezione alla politica. Per questo dicevamo prima che il percorso debba passare attraverso il confronto anche con la città, perché vivendo la città e vivendo il rapporto con i cittadini si possono trovare delle soluzioni giuste. L'autoreferenzialità, e spesso negli ultimi anni la politica è stata autoreferenziale, non porta da nessuna parte. Poi forse anche solo ragionare per blocchi di voti, pacchi di numeri, roba del genere, a lungo andare non paga. Certamente. Io penso che nella scelta di chi debba governare, chi debba guidare la città, ognuno di noi deve fare una riflessione profonda, anche analizzare quelle che sono le proposte e provare a esprimere una scelta
che sia la più giusta possibile. Poi ovviamente il proseguo, il percorso dirà se quella scelta era giusta o sbagliata, ma fare una scelta in coscienza, nella consapevolezza del benessere della città, penso che sia la soluzione ideale. Insomma, ce lo auguriamo un po' tutti oggettivamente, magari ecco davvero che i partiti lo facciano per primi quando scelgono i candidati, dai nomi dei candidati da mettere in lista, perché adesso non lo dica lei, lo dico io, diciamo, alcuni sono particolarmente imbarazzanti, ma insomma di questo parleremo in futuro. Intanto grazie a Luigi Spinzi di CISL Taranto Brindisi per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere, di nuovo un saluto ai radioascoltatori.